Eder, Mech, Pallister. Claudio Sterpin è morto. Ma io, guarda, il mio pensiero è a Claudio come personaggio importantissimo per Trieste, perché lui è stato un grande maratoneta, è stata la storia di Trieste, dello sport, come presidente del marathon. È per quello che io ho sempre avuto stima come persona. Dopo tutto quello che lui dice o ha detto su Liliana, allora lì la cosa è diversa. Alcuni mesi fa è stato fatto un incidente probatorio dove Claudio ha cristallizzato la sua versione dei fatti. Sergio, tu c'eri quel giorno? No, io non sono stato. Io ho aspettato e dopo mi è stato detto tutto cosa era successo. Niente, io voglio solo dire che purtroppo, come hai anticipato, tutta questa tragedia è iniziata già con persone appunto che erano in pensione, in età pensionabile, cioè non persone giovani. E adesso siamo entrati nel quinto anno ormai e purtroppo la settimana scorsa Claudio Sterpin è mancato. E niente, io volevo solo auspico appunto che vada avanti tutta questa indagine, tutte queste energie, questi soldi anche pubblici che sono stati appunto messi ancora tuttora affinché si abbia giustizia per sapere appunto la verità sulla mia povera sorella. Eravamo io e i miei avvocati lì in silenzio, abbiamo ascoltato quello che Sterpin ha detto. Ti ha accusato? No, assolutamente no. Cioè, lui ha raccontato un po' le sue cose, quello che pensava. Adesso io ero presente, abbiamo sentito, poi evidentemente se sarà necessario. Il giorno della riesumazione tu c'eri. Per me è stato uno shock veramente tremendo, anche perché non trovo giusto che dopo 2 anni dalla scomparsa vengano riesumati il corpo, che poi erano stati messi così in maniera disumana in questa bara con degli stracci, con delle cose. Effettivamente tu eri per la cremazione. Questo era il desiderio di Liliana. Comunque io avevo chiesto e comunque aspettavo da parte della procura un nulla osta per poterlo fare. Ribadisco che mia sorella mi disse tempo prima proprio che succedesse il tutto, parlando un giorno che eravamo a trovare mia mamma a portarle dei fiori, ha detto un giorno io vorrei stare qua vicino alla mamma, che avevamo portato anche per dire, anche un uccellino con mia mamma, l'abbiamo messo con mia mamma sottoterra là per farle compagnia, perciò mai più mia sorella ha detto che vuole essere stata cremata, mai più. Tra l'altro voglio ribadire che in tutta questa tragedia c'è un indagato che la con lei e io spero appunto che adesso la procura, avendo tutti i documenti e passato tanto tempo, che diano accelerata il tutto. Io spero questo, ecco. E altri indagati non ce ne sono, perché se ce ne fossero allora si saprebbe. E in ogni caso auspico che si sappia subito la verità anche per il suo ospite, che anche quello che lui chiede tutto il tempo: voglio sapere cosa è successo a mia moglie, voglio sapere. A prescindere da tutto questo, abbiamo parlato anche del signor Sterpin, che io rispetto, mi dispiace che purtroppo è morto. Avevamo un bel rapporto ultimamente, proprio in amicizia, frequentandoci, anche perché mi sono fidato di lui, non subito, voglio essere onesto, sono stato parecchi mesi prima di essere sicuro di quello che lui mi raccontava e mi diceva, però dopo ho visto che veramente, e anche conoscendo tutte le persone che lui frequentava, ho visto che era una persona di grande rispetto. Sterpin era una persona proprio che raccontava quello che era, diceva sempre la verità.
Anzi, io tante cose ho imparato da lui, anche perché avendo più anni di me mi comunicava la sua esperienza, ecco, non è che mi raccontasse le favole, per dire. E mi dispiace che sia mancato, e adesso vedremo appunto, come si sa venerdì che ci sarà il funerale, ci sarà tutta Trieste che verrà appunto a onorarlo proprio per il suo trascorso sportivo e per quello che ha fatto per Trieste, e come tutti lo ricordano ancora. Certo, A suo tempo lui proprio ha allevato, diciamo, dei giovani allo sport proprio, e non li ha isperdati in una via normale, proprio di vita, a lavorare, a costruire una famiglia, a vivere con dignità e rispetto verso la società e verso tutti. Sebastiano, avevi detto che saresti andato al funerale di Claudio. Preferisco starmene in parte, mi dispiace perché volevo salutare proprio il personaggio di Trieste come sportivo. Un minimo volevo essere lì, però mi hanno detto che è meglio che non vado. Perché sarebbe capisci, se vai perché non vai, se non vai preferisco non andare. Io contesto solo il fatto che lui in molte trasmissioni ha esternato cose che sarebbe stato meglio che tenesse per lui, capisci? Cioè, adesso non vado a ripetere. No. Io amore a una donna non l'ho mai detto. Nessuna delle mie mogli si è sentita dire le parole che ho detto a Liliana. Noi facevamo l'amore in quanto amore. L'amore non è sesso, è amore. Sesso lo fai in casino, certo, per capirci. Eccolo, anche attraverso le parole. A poche ore dalla scomparsa c'è un messaggio di Liliana in cui dice di essere tenace e di resistere. Si riferiva al Covid? No, il Covid non c'entrava. Al suo resistere ancora un giorno a casa, o 2 o 3 o pochi. Anche perché a me è scappato di dirle, guardandoci negli occhi sempre con l'amore che facevamo, ciao amore, ho detto, beh, non è escluso che presto tu possa diventare la terza signora Sterpin. Cioè, io sono convintissimo di essere l'unico uomo che lei ha amato nella vita. Amato, non andare a letto, ecco, amato, eccolo. Per 42 anni di fila. Non è questione di essere inventato, lui dice certe cose che comunque non sono mai venute fuori, capisci? Cioè, provate, quei messaggi. Hai visto quella foto che sono insieme, gliel'ho fatta io, cioè io non ho mai avuto niente contro lui, però dopo certe affermazioni cerca di capire che un marito dopo 4 anni di insinuazioni, di storie, cioè un po'. Non siamo qua per fare un processo, stiamo dicendo cose di una persona che adesso non c'è più, e questo mi dispiace. Chiaro, però, capisci? Io non posso rispondere a cose, affermazioni. Prima di andare a fare la denuncia di scomparsa, però blocchi il numero di Claudio Sterpin dal telefono. Io non lo sapevo questo. Io non conoscevo il numero di Sterpin, assolutamente. La mattina vedo questo numero strano, ho detto 1 volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte. Io infatti sono andato in questura e ho detto guardate questo telefono qua molte volte ha chiamato cosa. Io a un certo punto l'ho bloccato perché pensavo fosse non so come si dice, uno che dà fastidio, un personaggio così, e questo ho pensato io. Adesso non stiamo parlando di cose di 4 anni fa, capito? Se tu mi chiedi, quello era l'unica telefonata che ha ricevuto Liliana. Cioè io mi sono trovato lì, io in questura ho detto guardate, ho anche bloccato questo, perché poi io ho telefonato a questo signore e lui mi ha detto che si trova a Basovizza in ristorante qua e là. Non ti risponde. La prima volta mi ha risposto Sebastiano che era l'1:15, ho finito di lavorare. E mi fanno no, sono a casa, Liliana è andata via, ha lasciato i telefoni. E là appunto mi sono allarmato, ma sono stato un attimino zitto perché non sapevo. E mi fanno no, li ha dimenticati altre volte, che dopo pensandoci ho dubitato. Poi gli faccio chiamami appena arriva, fammi richiamare, sì. Poi invece non ha chiamato niente, ho richiamato nuovamente io,
Ho richiamato e mi fa no, erano le 4:30 mi sembra. No, non è ancora arrivata, ma sta tranquillo perché entro le 6 noi ceniamo, sarà a casa. Ho detto, boh, mi raccomando, chiama allora. E invece dopo ho richiamato nuovamente e poi ho sentito dei rumori e là ho conosciuto la prima volta, ho sentito il signor Nasti che parla con lui, fa chi è? Il fratello, passamelo. Questo è anche tutto, può essere visualizzato sui tabulati. Adesso chiedo Ma di cosa bene. stiamo parlando? Siamo Però venuti qui, qua allora, e stiamo facendo un processo, no, ma il problema scusami, è semplice. di 4 anni fa, cosa Guarda, vuoi che no, mi il ricordo? problema- Io comunque Beh, ma tutta una questa cosa del genere, e abbiamo quindi blocca una il testimonianza telefono, proprio quando importantissima va su questo. in- Giorno 5 di gennaio, quando è stata trovata poi Liliana, il signor Sterpin va in questura la mattina. In questura la mattina gli chiedono: scusi, ma il signor Sebastiano sapeva della vostra storia? Lui dice no, assolutamente no. E poi va dentro, nel frattempo gli telefona Nasti dicendo ricordati che devi dire certe cose. Boh. E poi a un certo punto lui dice alla questura: andate a cercare là nel bosco, là. E là hanno trovato il corpo di Liliana, dimmi te. Mi sembra una cosa strana, ma la telefonata dei figuriamoci. 16 Il contenuto della telefonata di 16 minuti non è noto. Che manca, che non si sa. Sono tante della cose, mattina. scusami, io adesso No, però non voglio io- parlare di una persona che non c'è più, mi dispiace tantissimo essere arrivato a questo. Però d'altronde, cosa vuoi, sono 4 anni che io vado avanti in questa cosa e non se ne viene fuori, No, capito? ma sono diciamo, in tutti i campi, il non è dubbio, solo no? io, perché quei telefoni, Perché- cioè, pensa che i telefoni di Liliana quanto tempo dopo li hanno portati via? Cosa è venuto fuori da tutto si è questo? capito Sono stati dell'Agricoletto. poi visualizzati Però questi telefoni, no? Negli hard disk che fai sparire ci sono delle foto di Sterpin. Ma certo che e ci sono Sterpin foto l'ha di Sterpin, la portavo io ai raduni sportivi. Certamente ho fatto io queste foto. Quindi- Cosa vuoi dirmi? Che volevo No, nasconderle? per Io la bicicletta di Liliana non l'ho mai data via Che e la non voleva volevo. regalare, Stiamo però- facendo un processo. Stai Che dicendo processo? che io volevo regalare le biciclette di Liliana. Allora a perché questo ce l'hanno punto detto mi gli devi. amici. Ecco, gli amici. Qua, dove, No, sono, lei lo dove sa. sono le prove? Dai, ditemi. No, vabbè, Ma l'abbiamo già dai, mandati noi. il ballo tradizionale, cioè il bagno tradizionale di Capodanno, lo fanno ogni anno questo. Io facevo centinaia e centinaia di foto ogni settimana. No? Tu ti devi rendere conto che io in quel periodo lì stavo di un male, io ho perso mia moglie, scomparsa tutto quanto. Io pensavo di morire, io l'ho detto a Pino e Laura, ho detto guardate, questi sono i dischi qua, li tenete voi, se dovesse succedermi qualcosa, Quindi io pensavo di morire, sul serio. Io pensavo di morire e le ho consegnate a loro, ho detto guardate, teneteli voi, perché non so come che andrò avanti, non lo so. E se ci fosse un processo? Io sono disponibile, sono a disposizione, i miei avvocati siamo pronti, se dovessi andare a giudizio mi devono dire tante cose, quando è morta Liliana, a che ora, dove, sono tante cose, mi devono dire queste cose qua. Liliana potrebbe essere morta molti giorni dopo, ma viene ritrovata con gli stessi vestiti e con la stessa colazione. Questo è un Diciamo mistero, che- è un Io mistero. spero che venga spiegato prima o dopo, anche perché Dopo 4 io sono anni. sicuro che purtroppo mia sorella è morta il giorno 14 che è sparita. E questo mi è stato anche riferito da un primo medico che io avevo chiamato non della scientifica della squadra mobile, un medico di parte che ha seguito proprio questa autopsia e gli ho chiesto: ma secondo lei quando è morta? Ah, è morta lo stesso giorno. Assolutamente, perché abbiamo trovato ancora nello stomaco appunto la colazione, era tutto ancora da digerire, ecco, questo qua. Sterpin ha detto che in qualche modo tu c'entravi con la fine di Liliana. Ne ha deste talmente tante che, scusami, non voglio parlare di Sterpin, però che c'era la sosia, che lei era morta in casa, che erano messe nelle foibe, ma cioè,
Cioè la vediamo camminare, no, quella è la sola, ne ha dette troppe, capisci? No, a questo punto devo io dire di questo non è il momento. Risolti subito, aspettiamo un po' che ci siano queste esequie e che cosa poi, se dobbiamo parlare di Sterpin, guarda, ne abbiamo una montagna. Allora sentiamo l'ultima. E questo fattaccio mi ha sconvolto e stravolto la vita e sono pronto a fare qualsiasi cosa per vendicare, non mettere in galera, vendicare, ho detto, Liliana. Tu. No, io non ho mai pensato che fosse Sebastiano a uccidere Liliana. A farla uccidere probabilmente sì. Cioè lui sa chi è stato, lui sa tutto quello che è successo, secondo me, non può essere altrimenti. Ed è tranquillo per questo forse, perché avrà le prove che lui non c'entra. Forse anche, ma non posso dirlo, anche questo, cioè sono cose che non si possono dire, le pensi ma le tieni per te. E dopo sarà gli altri che scopriranno. Lui, Sergio, gli ha detto già mesi fa, per non dire qualche anno fa, che sarebbe sempre ora che si vuoti la coscienza e racconti quello che è successo. Sergio crede anche le stesse cose che credo io, che Sebastiano sa tutto, punto. Sì. Di manovalanza, sicuro. Il movente riguarda esclusivamente Sebastiano, perché lui senza Lilli sarebbe rimasto solo. Una famiglia è fatta così, a volte ci sono problemi, insomma si va avanti. Voglio un pochettino ribadire le cose che ha detto Sterpin, sono cose se uno forse dice ma così. Guarda, la cosa che a me ultimamente ho cercato in tutte le maniere, ma anche da te, ti ricordi? Ci siamo dati la mano, gli ho detto dai parliamone, vediamo di capire tante cose assieme, tutto quanto. E niente, Sterpin se n'è andato, ha portato con lui i suoi segreti, le cose che sapeva e cose che non sapremo mai più, capisci? Questo a me dispiace, mi dispiace perché è sempre stato un personaggio particolare, simpatico, sempre allegro, però evidentemente è andato verso una direzione. Non ho niente da dire a un indagato e dovrà parlare con la procura. Voglio rispondere. Appunto proprio perché è l'unico indagato e tra l'altro per omicidio e con della moglie. Io reputo che sia un femminicidio. Anche, non un omicidio normale, è sempre avanti a dire bugie, a pensare che la gente debba credere a lui. Ma perché? Ma che dimostri? Io non ho mai visto mia sorella da quando è morta, mai vista, non l'hanno mai mostrata, né nell'obitorio né nella bara, mai. E ancora all'ospedale là a Milano, in quel cassetto, non riesco neanche a portare i fiori, né io, né i familiari, né i parenti. Ma com'è? Causa di chi? Causa di quella persona là, che purtroppo è stato un intoppo nella vita di mia sorella, che purtroppo appunto dopo ha causato questa tragedia, che ancora non si sa. E io chiedo, umilmente chiedo proprio che vengano appunto fatte presto, finite queste indagini e che si sappia la verità è che mia sorella abbia giustizia, solo questo. 32 anni insieme in cui non abbiamo mai avuto nessun problema. Di cosa sta parlando Sergio? Di cosa? Capisci? Allora io ho un avviso di garanzia per omicidio, occultamento di cadavere e altre cose, però è un avviso di garanzia, hai capito? Però io non voglio che la gente pensi che avere un avviso di garanzia è come se tu fossi colpevole di qualcosa. Io non sono colpevole di niente, assolutamente. Lui... Sì, io ho pensato così perché non ho mai detto la verità. E in ogni caso anche un avviso di garanzia non è un premio. Ecco, chi non ha fatto niente non ha niente. Ma guarda, ci sono persone più importanti di me, politici, che hanno avviso di garanzia. L'altro giorno parlavo con Salvini quando è venuto a Gorizia e gli ho detto guarda, a un certo punto mi trovo... Lui mi ha detto guarda, io ho avuto una per 5 anni
che poi è andato, capisci, scemato. Io sono Ringrazio sereno, Sebastiano tranquillo. perché si... Spero che ci sia un'accelerazione, perché purtroppo vedendo i tempi biblici della giustizia italiana, Tu dici, Sergio, anche non ci qua saremo più si fa un neanche noi. processo, ci sono 3 gradi di giudizio, è troppo certo. lungo, anche causa l'età, proprio causa l'età dei personaggi. I personaggi. Va bene. La mia anche. Anch'io non mi tiro no, fuori. io Io sto ringrazio lontano. l'avvocato Gentile che ha avuto proprio, che ha avuto quest'idea. ha avuto questa idea appunto di richiedere prima che succedesse qualcosa. Sì, Nicodemo ha valutato che Claudio Sterpin non stava benissimo e ha chiesto che venisse sentito subito in anticipazione di un eventuale processo che sarà. Oggi vi porto dentro un passaggio decisivo del caso Liliana Resinovic, perché qui non stiamo parlando di chiacchiere, stiamo parlando di scienza, di date, di reperti e di una domanda che, se trova risposta, cambia tutta la storia. La domanda è brutale nella sua semplicità. Il corpo di Liliana è rimasto davvero per settimane nel punto in cui è stato trovato, oppure no? Perché se è rimasto lì per tutto quel tempo, allora dobbiamo spiegare come mai nessuno lo abbia visto prima. E soprattutto se le condizioni del corpo sono compatibili con una permanenza così lunga in quel contesto. Se invece non è rimasto lì, allora l'ipotesi dello spostamento diventa più di una suggestione, diventa un nodo centrale. E qui entra la mossa che in questo momento sta facendo più rumore di tutte. Negli Stati Uniti sono stati condotti test forensi con un obiettivo preciso: verificare se l'ipotesi del congelamento possa avere senso oppure no. In questi esperimenti alcuni corpi vengono congelati, altri vengono lasciati in condizioni che richiamano quelle dell'ambiente del ritrovamento, per confrontare come cambiano i tessuti e come invecchia un corpo nel tempo. Nel team di ricerca è coinvolta Noemi Procopio, che lavora proprio su metodiche legate alla datazione della morte. I risultati, da quanto risulta, sono attesi a breve e dovrebbero arrivare almeno ai legali di Sebastiano Visintin. Perché questa cosa è così importante? Perché la linea difensiva, in modo molto netto, contesta un punto. L'idea che il corpo possa essere rimasto 3 settimane nel luogo del ritrovamento, come invece sostiene la perizia firmata da Cristina Cattaneo disposta dal GIP. Se tu smonti quel punto, ti si aprono 2 scenari e sono entrambi esplosivi. Primo scenario: Liliana non è morta quando è scomparsa, ma molto più vicino al ritrovamento. Secondo scenario: Liliana è morta quando è scomparsa, ma il corpo non è rimasto dove lo hanno trovato, perché sarebbe stato conservato in un modo anomalo, e qui entra l'idea del congelamento. Tradotto in lingua terrestre, se fosse così, qualcuno avrebbe dovuto avere tempo, possibilità, logistica e sangue per gestire un corpo per settimane. Non è un dettaglio, è un terremoto. Nel frattempo, però, c'è un altro binario che è quello che alla fine conta sempre più di tutto: gli accertamenti sui reperti. Qui le date sono scolpite. Entro il 9 marzo 2026 dovrebbero essere depositati i risultati della nuova perizia su una serie di oggetti, compresi i sacchi neri che contenevano il corpo. L'obiettivo è chiaro: cercare impronte e altri elementi utili. E subito dopo, il confronto vero tra le parti è fissato in udienza per il 30 marzo 2026. Questa è la finestra in cui si capirà se salta fuori qualcosa di concreto oppure se si resta nel campo delle interpretazioni. E attenzione, perché in questa storia c'è anche un passaggio giudiziario che va detto in modo pulito. Il 12 gennaio 2026 la Cassazione ha respinto il ricorso di Visintin con una formula pesante, manifestamente infondato, con condanna alle spese e 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Questo significa una cosa sola: non ci sono scorciatoie procedurali che ti cambiano la partita. La partita adesso la giochi con gli accertamenti e con quello che esce dai reperti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.